Se dovessimo utilizzare un titolo per questa inchiesta molto delicata e molto importante all'interno del panorama di tutte insomma, inchieste che stiamo sviluppando sugli ecoreati, è che non c'è solo la terra dei fuochi, o meglio, la terra dei fuochi non è più solo concentrata nel Casertano, ma si è sviluppata a livello nazionale. Approvata all'unanimità la relazione della Commissione Ecomafie che indaga sugli incendi negli impianti di gestione e smaltimento rifiuti. Il senatore veneziano Andrea Ferrazzi è tra gli autori della relazione sull'evoluzione del fenomeno nell'ambito di una commissione parlamentare d'inchiesta che ha messo al centro le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e gli illeciti ambientali ad esse correlati. Un tema che può toccare anche il Veneto, dove peraltro, come nel resto d'Italia, sono diversi i roghi di discariche rimasti senza colpevoli. Molto spesso, come sempre avviene nei fenomeni legati alla mafia e quindi anche all'ecomafia, i fenomeni delittuosi, soprattutto quelli di ordine diciamo mafioso, di stampo mafioso, seguono il flusso del denaro e quindi dal punto di vista dell'investigazione e quindi di tutto ciò che deve avvenire successivamente, il lavoro fondamentale è proprio quello dello studio del reato finanziario, del reato economico, della banca dati. Il coordinamento delle banche dati tra i vari soggetti coinvolti, da chi svolge i controlli a chi è incaricato di reprimere i reati, rimane una delle priorità. Lo studio si è svolto su tutto il territorio nazionale, evidenziando tra l'altro differenze profonde nella gestione dei rifiuti. Ma il fenomeno dell'interesse della criminalità organizzata in certi ambiti coinvolge comunque, almeno potenzialmente, tutto il paese. C'è un tema vero che è quello dell'assenza di politica industriale sugli impianti. In assenza di impianti della gestione del differenziato, per esempio, si sviluppa il crimine e si sviluppa il crimine di stampo mafioso. C'è il tema della convenienza dei filoni criminali, per esempio in Sicilia abbiamo visto come la mafia stessa incendia gli impianti che funzionano.